Allora, io direi di riprovare con Lele Marchitelli per vedere se tante volte nel frattempo è cambiato qualche cosa, perché mi piacerebbe proprio. Anche Raspi, Mi sentite? Lo sento. sì. Buonasera. Ciao Lele. Ciao. Meno male. Ragazzo. Qual era? No, era colpa mia. Ah, ok. No, Microfono interno, microfono degli auricolari. Vabbè. Non si preoccupare. Tra l'altro credo che sei in un altro... Non potevo fare una prova prima con voi, quindi ecco perché. Vai tranquillo. Ma questo diciamo che è bello della diretta, tranquillo. Tra l'altro sei in un altro continente, perché sei al mare, dove sei? Vicino a... No, sto a casa. A Roma. No, casa. Sta a Roma, vedi la differenza, vedi quel cielo lì, quello è Roma, vedi Milano. Lo so, io oggi ho il cielo londinese. Voi dove siete? Con tutte le librerie come da Copione. No, quelle librerie di dischi, queste sono dischi, non libri. Vabbè, librerie Guarda, di scaffali. Posso dire una cosa, il fatto delle librerie è molto comodo come sfondo. Mi sono reso conto che è molto più triste il tinello. Io ce l'ho tutte basse, però, capito? Ce l'ho tutte basse, quindi mi sarei dovuto buttare per terra per questa cosa. E non mandava. No, io abbiamo fatto interviste a persone, a compositori, autori, che dietro avevano un muro bianco, sembrava di stare in ospedale, o avevano, che ne so, un quadro con una tipo all'urlo di Munch, quindi non era molto bello, così almeno vitalizzato. Ma non quello vero. No, infatti. La copia, la stampa. Anche i pannelli, quelli i pannelli per insonorizzare, che fanno però tanto Grande Fratello, in quel senso. Quindi... No, ma ognuno sta come sta, è un gioco. Esatto. Allora, qui abbiamo un altro grande compositore, Lele Marchitelli, che tra l'altro col Nastro d'Argento è stato candidato ben 5 volte. No, 7. Aspetta, l'ho cannate tutte, me ne ho segnato. Allora, sono pure 8. Tanto guarda. Quello è il minimo. Ma non è importante, su. Dai, no, hai ragione, perché poi vai a cannare col compositore stesso, è brutta. No, ma lui lo sa che io lo so, ma tanto... il problema è che ora vi faccio vedere perché ho cannato, perché sono scritti ad etapum, per dirla proprio in maniera sono scritti male i miei appunti, penso. La tua scaletta. Ma andiamo avanti. Bravo. Infatti, dai. Lele ha lavorato con Paolo Sorrentino a Grande Bellezza, loro, tra l'altro abbiamo avuto Elena Sofia Ricci che ci ha fatto commuovere perché ci ha raccontato. Io ho sentito qualche cosa, ho sentito quando eravate collegati con loro. È stato veramente un momento molto commovente. E poi tu hai finito ultimamente The New Pop. Tra l'altro non mi è arrivato ancora il disco, quindi non lo posso fare vedere. Come ho fatto è uscito anche di New Pop il vinile? È uscito solo il vinile. Solo il vinile. Sì. Okay. Perché a differenza il CD allora l'etichetta è la Milan Records. E non hanno, che poi Sony non ho neanche capito bene, ora è acquisita Sony, dalla Sony, esatto, e non lo fanno il CD, proprio non lo fanno. Quindi adesso quindi vinile e digitale, basta. Sì, solo quello. Perché The Young Pop era uscito in CD, invece che era ancora su etichetta. No, è uscito anche in vinile. Anche in vinile, giusto. Invece questa volta The Young Pop è solo in vinile. Mi piace questa cosa comunque. Se si ricomincia, il fatto che le colonne sonore escono solo sul vinile non è male. Poi certo. Il problema fondamentale è che, per soprattutto io lo parlo da collezionista qual sono, che comprare un LP oggi come oggi ti devi fare, per alcuni ti devi fare un mutuo a parte, perché arrivano a prezzi esorbitanti. Se è quello poi 180 grammi, no? Tutta quella retorica là. Comunque è vero, ma la Milan Records quasi non fa CD, fa quasi esclusivamente vinile. Sì, no, è vero. Per la cronaca.
Allora, che vogliamo dire? O vai tu, Massimo, o vado io, perché io all'Area Marchitelli allora non c'ho un'ora di tempo, perché sennò gli altri ci ammazzano. Però io allora per cominciare mi piacerebbe avere una puntata ospite te, così ti facciamo un bel terzo grado di quelli. Sottopongo a qualsiasi cosa, anche perché ho delle cose da dire molto diverse da un sacco di colleghi, quindi allora diverse, lo so, Lele, infatti. Allora, mi devi dire se preferisci in questo tempo che abbiamo parlare di questioni, diciamo così, artistiche, o invece riguardo le opinioni che hai visto. Oggi abbiamo parlato sì di cinema, sì di musica, ma poi gli argomenti andavano sempre poi a finire sullo stato d'agitazione che c'è adesso nel nostro mondo e quant'altro. Di che cosa vogliamo parlare? Adesso, a proposito di quello che hai appena detto, è chiaro che c'è una contingenza, dico importante, ma è poco importante, nel senso che è una cosa epocale, si potrà dire, no? In questi casi. Quindi è chiaro che questo coinvolge tutti, ma ovviamente adesso qui stiamo parlando dei lavoratori dello spettacolo in particolare, ma coinvolge anche il bar qui sotto, ovviamente coinvolge tutti, lavoratori dello spettacolo in maniera particolare, perché al bar ci vanno tutti, al cinema non ci vanno tutti, purtroppo, e quindi eccolo lì che è penalizzata, diciamo, in maniera ancora più acuta. Questo va senz'altro detto. Soprattutto i bar sono riaperti, i cinema, forse, però chissà quanta gente è disposta ad andare al cinema, questo è il vero discorso. Certo, e soprattutto anche con quali soldi, attenzione, perché tutte e due. Come i ristoranti, no? Perché se uno non lavora ci può andare al ristorante, adesso per dirla semplice. Quindi eccolo là che diventa tutto complicato. Comunque no, se volete parliamo anche di altro, perché questo hanno detto molto meglio di me le persone che mi hanno preceduto, Elena Sofia, Stefano e anche Pasquale, che ho sentito in maniera un pochino più accurata. C'è qualcosa in particolare che pensi non sia stato detto comunque, oltre a quello? No, a me piacerebbe parlare molto dell'aspetto artistico del compositore nella musica per il cinema, perché ho delle idee un po' diverse, ripeto, non migliori, perché le idee non sono mai, o raramente migliori o peggiori. No, nel senso che io penso che la musica applicata, come viene normalmente chiamata, è musica che serve a uno scopo, vale a dire che c'è una persona o due o tre, ma diciamo una, il regista, che ha passato 2 anni a scrivere una cosa, ti dico 2 per dire che poi magari sono 3 o 4, poi ha passato 2 anni a cercare di mettere insieme, a montare, come si dice, il film, e poi ha passato un altro anno a girarlo e a montarlo. E chi sono io per dirgli che cosa deve fare? Non so se mi spiego. Poi è chiaro la dialettica tra compositore e regista, certo che c'è, però io penso che il regista ha in testa quello che vuole fare, e parlo di quelli, insomma, i molti bravi che ci stanno, poi c'è chi pensa una cosa e dopo un minuto ne dice un'altra, un minuto dopo ne dice un'altra ancora, ma quello è un altro caso. Parlo della grande maggioranza, i registi che sanno quello che hanno fatto e cosa vogliono fare. E un'altra cosa è che la musica non deve ripetere quello che c'è nel film. Nel film ci sono i dialoghi, ci sono le facce, ci sono i costumi, c'è la scenografia, tutto quello che vediamo e sentiamo. E io non è che posso andare a mettere una cosa che ancora dice la stessa cosa che dicono tutte queste cose che ho detto. Dovrebbe, attenzione, è una cosa difficile, dovrebbe dire qualcosa che non è detto né visto. Questo è, per me, proprio volendola ridurre in 4 frasi, come dovrebbe essere la musica per il cinema. Poi è evidente che tutto
Cioè io non posso dire al regista questa musica che mi hai scelto è brutta, quella che ti dico io è bella, è giusta, perché non ho non dico l'autorità, perché allora il cinema è un lavoro di gruppo che c'è un capo, intanto. Perché se tutti cominciassero a fare assemblea per dire come deve essere la scena, che l'attore che fa, va lì e dice io voglio dire questo, e no, non dice scritta una cosa, devi dire questo. Poi uno può dire senti che dici se la faccio così, allora quello è un altro tipo di rapporto, però se ti metti a cambiare i dialoghi no, è chiaro che il regista ti dice no scusa, ho passato 3 anni a scrivere sta roba. Guarda, ti dico che ci dice, guarda che dice uno spettatore. Vedi? Che non conosco, non lo conosco. Nemmeno noi. Quindi voglio dire, no, mi fa piacere, per carità. Quello che pensi evidentemente. Ma non credo di essere l'unico, credo di essere. No, ma io condivido con Lele. Io condivido con Lele la sua discussioni con i registi. Diciamo. No, ma è vero, perché io non ho mai avuto. Voglio dire, il regista dice io ci vedo questa cosa, me la può spiegare in 18 ore o in 1 minuto? Io o 1 minuto, 18 ore, credo abbia ragione lui, ovviamente se è uno degno di rispetto e di autorevolezza, no? L'autorità è un'altra cosa, non è che viene lì e ti dice l'ho detto io, si fa così e basta. Sì, può anche fare questo, dipende dal carattere, da come ci si rapporta, però io credo che l'autorevolezza di un regista è data da come gira, da quello che fa, da come monta, da tante cose, no? Dalla capacità, insomma, il rispetto che c'ha, insomma, poi nel tempo un'opera prima è una cosa, al 10° film sarà un'altra. Infatti io ti volevo fare una domanda a proposito, appunto, tu lavori da tempo con Sorrentino. A proposito di registi, voglio dire, ingombrante nel senso che credo abbiano un peso notevole nell'ambito della lavorazione di un film. Assoluto. E in particolare di lui mi incuriosisce una cosa che ti devo chiedere. Io ci ho scritto pure un libro sulla questione, e cioè è evidente che di musica lui abbia una discreta cultura musicale, cioè anzi almeno è uno che sente 80 di quella roba che esatto, ecco, allora io ad esempio nel film La grande bellezza, dove ci sono non so quanti punti musica con brani di repertorio, dalle canzoni al minimalismo sacro, eccetera, eccetera, di tutto. Ecco, la domanda che ti faccio è quel tipo di selezione è farina del suo sacco o fa parte di un lavoro? Ah, ok. Quindi vi dico una cosa che diciamo fatto 10 per dire i pezzi di repertorio che ci sono, 8 forse pure 9 sono scritti sceneggiatura. Quindi già pensati. Certo, nel senso che lui spesso, questo dovrebbe dirvelo lui naturalmente, però spesso lui sente una musica e scrive una scena su quella musica, ovviamente che ha a che fare con quel film che sta facendo, scrivendo, no? Però i movimenti di macchina, i dialoghi, le cose sono spessissimo, anzi quando sono scritti in sceneggiatura sono tutti derivati dalla musica. E un'altra cosa tipica sua è che lui spesso sceglie dei pezzi, uso le virgolette, brutti, mi si passi l'aggettivo che non è adatto, o meglio, la spiego meglio, dei brani che se tu senti sono assolutamente, non so, straordinari, no? Che dici accidenti, che sì, qualche volta anche sì, però quando sono insieme alla scena quel pezzo è un altro. Certo. Diventa un'altra cosa e la scena diventa un'altra cosa e tutto quanto diventa. E questa è una capacità, non c'è verso. Forse mi è venuto in mente anche a che cosa ti riferisci, ma eviterò di... a tante cose mi riferisco, quindi ce ne dico una va bene, ma ce ne sono tante di pezzi che se li senti da solo dici ma che è sta roba?
Ma lui lo sa, glielo dico, io glielo dico questo, lo sa, lui dice, sicuramente, non c'è problema se funziona per il progetto che c'ha in mente, perché c'ha in mente una cosa e non la dice nemmeno, sa, tiene poi lui, non lo sa nessuno quello che è in testa, pratiche, insomma, esagero naturalmente, però insomma è chiaro che c'ha un'autorevolezza e una capacità di far fare quello che vuole a tutti, perché tutti lo rispettano, ma non perché è il capo, anche, ma quello viene proprio dopo. Si fa rispettare perché poi insomma non è uno che si arrabbia. Io non ho mai visto sul set un bestialito come tanti possono pensare, come tanti fanno, poi, per carità, questo fa parte del carattere, un altro discorso. Ma non mi vedete, che sto contro luce. Ma ti vediamo, tranquillo. Volevo diciamo autocitare una cosa che appartiene alla mia rivista Connessione.net, perché ho pubblicato tempo fa, credo alla fine dell'estate scorsa, un podcast dove c'è Lele che ho estrapolato una sua lezione fatta al Mercurio d'Argento a Carrara. Certo, mi ricordo benissimo. Che era la tua spalla comica, perché in realtà non l'altro anno era, no? L'anno scorso. E io ho estrapolato questa ora e mezza di Lele che ha raccontato veramente di tutto e di più, proprio la sua classe, che è avrò detto anche queste cose che ho detto adesso. Invito chi non ha ascoltato quel podcast ad ascoltarlo, perché è pieno di aneddoti, di curiosità, ed è effettivamente poi nel connubio con Sorrentino vengono fuori delle cose incredibili. Io ancora me ne ricordo una, quella che ti disse ti ho messo quel pezzo che ti piaceva tanto, che piaceva tanto anche a me, ti ho mandato la scena, tu la sei andato a vedere e hai detto a Paolo, ma io Paolo non lo sento il pezzo. Come? Ti ho messo 3 secondi, come non l'hai percepito? È una roba del genere. Meraviglioso, abbiamo riso mezz'ora questa cosa qua. Se posso vi racconto in 30 secondi una cosa. Vai. Qualche mese fa ho fatto un podcast per un sito americano, cioè la Sony, in occasione dell'uscita del disco, mi ha detto vuoi fare questa cosa? E dico va bene, facciamola. Allora in inglese, e questo io lo parlo e va bene. Questa cosa è durata 45 minuti e è successo questo, che questa persona, siccome l'aveva fatto, che so, Thomas Newman, l'aveva fatto, chiunque l'aveva fatto, e dico per carità, sono contento, lo faccio volentieri. Allora lui ha esordito, non mi ha detto niente prima, ha preso la tracklist del Papa, del New Pope, che sono 26 pezzi, e ha cominciato dal primo dicendo ma questo pezzo, ovviamente siccome non sono tutti miei quelli che stanno lì, eppure se fossero stati tutti miei non sarei stato in grado di essere così esaustivo, ma pure di quelli che io non dico che non avevo mai sentito, ma più o meno dico ma questo pezzo perché c'è? Vabbè, ho cominciato a improvvisare, io non so come ne sono uscito, prima che do 3 kg, una cosa pazzesca, per dire questo è un terzo grado vero, allora no, ma massacrato. Allora il primo, io ho detto vabbè, guarda che non sono tutte scelte, anche anzi soprattutto sono scelte che non ho fatto io, quindi mi chiedi delle cose che non ho proprio la consapevolezza. Niente, ha continuato fino ad arrivare al 26esimo, io guardavo e io me li sentivo perché non me li ricordavo a memoria, ovviamente, mentre lui faceva la domanda, allora, track number 3, io al volo Spotify, cioè sull'altro computer, non mettevo e lo sentivo, così potevo dire qualche cosa, perché... ma vabbè, giuro, lo racconto perché faremo tutto il monografico su di te così. Ma è ansiogena la cosa. Ma poi in inglese, che anche se uno lo parla, cioè, diciamo che non è proprio una passeggiata. Poi diceva tanto io poi lo monto, poi tutto fatto col microfono come quello che c'hai te lì, cioè non con questo così, perché lui registrava tutto, poi prendeva e montava, era come se fossimo in diretta. Capito. No, guardate, vabbè, insomma,
Vabbè, allora noi speriamo di invece di averti, non faremo così, non ti faremo il terzo grado né niente, no, ma mi piacerebbe ma se invece... lo facciamo in italiano fa anche ridere. Ma arriva il disco di New Pop, facciamo proprio il disco. Lo facciamo. Lo fate anche con altri, perché quello... No, tanto guarda, c'è tutto là, quindi siamo a posto. Abbiamo Sono pazzo di Lisbona. Esatto, pure quello poi tutto no, ma io ho tantissime curiosità da chiedere ma quando volete, basta che lo so un po' prima che mi organizzo. Volentieri. Ringraziamo Lele perché sei stato come al solito simpaticissimo, poi lui di aneddoti ne ha a iosa. E poi è illuminato dal Signore perché c'ha questa luce cristologica che lo sta colpendo noi siamo nel buio totale, lui è bellissimo. C'è il tramonto qua sul giardino. È molto Blues Brothers, no? La famosa Tanto ieri i Blues Brothers hanno fatto 45 anni ieri, Blues Brothers 45 anni ieri. Aspetta, sempre sia lodato, come si dice. Quindi va bene. Come 45? Non sono 45? 45 ieri. Per l'appunto, o ieri o oggi, comunque o ieri o oggi, credo oggi. Sì, non cambia molto, mi ricordo che l'ho vista al cinema, quindi appena uscito questo l'altro ieri l'hai visto, dai, buono, vabbè. Dell'età, sì, l'altro ieri magari. Ho visto quando è uscito. Bene. Grazie. Grazie Lele, grazie a prestissimo. A presto. Grazie ancora. Ciao.